Saluti a tutti, mi presento, sono Nicola Freddo della direzione ICT, Agenda Digitale di Regione del Veneto. Porto i saluti del direttore Delfo Borgo e del dirigente dell'Agenda Digitale Luca De Pietro. Siamo qui a un evento dedicato alla prossima scadenza del 23 settembre per la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, ma anche per discutere in maniera più ampia delle esigenze e delle necessità in tema di accessibilità. L'evento è all'interno di tutte le iniziative che fa la Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. La coalizione è un insieme di più di 150 enti che si riuniscono e programmano, decidono in merito allo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti. Ci sono per la maggior parte comuni, ma ci sono anche altri enti come Veneto Lavoro, Camere di Commercio. Eh, Ci riuniamo periodicamente e definiamo dei programmi e questo evento è uno di queste iniziative. Facciamo anche altre iniziative, oltre agli eventi ci sono, c'è supporto al, alla pianificazione e programmazione della formazione dei dipendenti, supporto alle iniziative nazionali, individuazione di percorsi assieme agli organismi di formazione e naturalmente tutta la parte che riguarda i finanziamenti, dove è possibile fare dei progetti comuni. C'è una parte anche dedicata a delle comunità di pratica sui vari temi dell'innovazione digitale e ce n'è uno anche dedicato all'accessibilità. Tutte le informazioni che riguardano insomma, questa iniziativa della coalizione vi le metterò a disposizione in una brochure allegata assieme insomma, agli altri documenti del webinar. Abbiamo lanciato da qualche settimana la campagna di adesione alla coalizione, quindi vi sarà arrivato in comune una PEC con la richiesta di aderire ai comuni che non ne fanno parte e poi se siete anche interessati ad aderire ai gruppi di approfondimento troverete insomma nelle slide che mettiamo a disposizione anche le modalità di partecipazione. Dopo stiamo preparando un evento il 20 di ottobre che è dedicato a tutte le iniziative della coalizione. Vi arriverà un invito a breve e vi chiedo di partecipare numerosi. Sarà in presenza a Padova. Fatta questa breve premessa per capire in che contesto viene sviluppato questo evento, passiamo a presentare la scaletta della giornata che prevede alcuni interventi. Il primo di Eleonora Galesso, che è l'esperta della direzione regionale per quanto riguarda l'accessibilità, vi darà le indicazioni di come pubblicare la dichiarazione di accessibilità e le indicazioni pratiche, insomma, per la sua compilazione. Poi interverrà Stefano De Colle, che è responsabile della piattaforma Servizi al Cittadino, dove vi illustrerà i 5 nuovi LED, cioè i LED sono livelli essenziali dei diritti digitali, sono dei processi reingegnerizzati per permettere ai cittadini di richiedere dei nuovi servizi e vi spiegherà qual è stata l'attività svolta per renderli più accessibili. Quindi c'è stata una reingegnerizzazione, vi racconterà cosa è avvenuto e probabilmente, se ho capito bene, vi farà anche una piccola demo su come funzionano. Poi siamo lieti insomma, di ospitare anche Maria Eleonora Reffo, direttrice generale della Fondazione Robert Holman, la quale invece ci illustrerà un progetto che si chiama Sensoriabile Anch'io, che ha lo scopo di sensibilizzare sulla disabilità e promuovere l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti. Poi ci sono la parte finale di domande e risposte. Le domande e le risposte quindi le facciamo alla fine. Se ne avete, potete utilizzare lo strumento che c'è su Zoom in basso e su questo insomma poi noi con i nostri esperti daremo risposta. Vedo in chat alcuni saluti, non ci vuol dire che non ci sono problemi.
Ehm, Se avete delle questioni pratiche anche che riguardano l'attestato, potete scrivere in chat. Domande e risposte, ne sono già arrivate due, ma le avete usate male, avete salutato, quindi vi chiedo insomma di utilizzare le domande e le risposte per le questioni che riguardano poi gli interventi. Vi lascio la parola a Eleonora, vi saluto un'altra volta. Probabilmente non riuscirò a stare con voi tutto il tempo, spero di potervi sentire risalutare alla fine, altrimenti farà da cerimoniere Eleonora e vi presenterà di volta in volta gli altri interventi. Grazie a tutti e alla parola a te, Eleonora. Grazie a te Nicola. Allora io comincio subito con la condivisione visto che l'argomento è abbastanza denso. A questo proposito, eccoci qua, portate pazienza che lancio le slide e poi mi riallineo. A questo proposito, gli argomenti affrontati appunto saranno molti e probabilmente anche abbastanza a volo radente in questo primo quarto d'ora, perché durante quest'anno noi abbiamo avuto modo di parlare molto con molti di voi di accessibilità, per cui probabilmente molte questioni saranno note, mentre ci sarà chi ci raggiunge per la prima volta che necessiterà di un approfondimento su alcuni temi che magari sono più temi di base. In questo senso abbiamo preferito darvi una panoramica e poi lasciare a voi con un sondaggio che lanceremo a fine intervento o comunque eventualmente potete indicarcelo anche in chat o nei nostri canali di contatto. Se avete argomenti che preferite che approfondiamo, noi poi potremo cercare di attivarci per successivi approfondimenti. Allora, partiamo subito con la dichiarazione di accessibilità. Il 23 settembre di ogni anno c'è questa scadenza che ci impone di aggiornare le dichiarazioni di accessibilità esistenti sui nostri portali oppure di compilarne ex novo nel caso il nostro prodotto non sia fornito di questa dichiarazione. Che cos'è la dichiarazione di accessibilità? È lo strumento con cui la pubblica amministrazione attesta la conformità dei suoi siti web e delle sue applicazioni mobili in materia di accessibilità. Ogni sito web e ogni applicazione mobile ha la sua dichiarazione, per cui se avete 20 siti, 20 dichiarazioni, 4 app, 4 dichiarazioni e così via. Che cosa si intende per accessibilità digitale? A me piace molto introdurre questo argomento utilizzando i 4 principi cardine nei quali sono organizzate poi le linee guida tecniche che vanno che formano il sostrato di base di tutte le nostre analisi di accessibilità, perché oltre ad essere uno strumento che poi appunto dal punto di vista tecnico si rivela fondamentale, danno anche uno sguardo a chi propriamente tecnico non è, ma gli consentono una visione un pochino più ampia di quella che può essere l'accessibilità non solo di un sito web, ma di un servizio in generale. Il primo cardine è la percepibilità delle informazioni. L'utente riesce ad avere percezione di quello che io gli sto trasmettendo. Banalmente, un utente cieco che naviga il mio sito con uno screen reader riesce a raggiungere tutti i punti della pagina. Un utente daltonico riesce a capire che cosa c'è sulla pagina anche se non riconosce il colore delle varie scritte e questi sono un pochino di esempi a volo ardente, ma si potrebbe farne molti altri. Quindi, prima cosa, se riesco a trovare le informazioni che mi servono. Il secondo passo è se riesco a raggiungerle. Anche qui, un utente che ad esempio naviga solo con la tastiera, riesce a premere il tasto di login oppure non può perché nel frattempo gli si è aperto un pop-up che l'ha buttato fuori contesto o è successa c'è qualche altro tipo di impedimento tecnico che gli impedisce proprio di raggiungere un'informazione che pure lui sa essere presente all'interno di questa pagina. Terzo punto, la comprensibilità delle informazioni, sia dei contenuti, per cui che siano scritti in modo chiaro, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile ai più, sia dal punto di vista tecnico. L'utente capisce che cosa deve fare per raggiungere un determinato scopo, per attivare una determinata funzione. Ultimo, ma non meno importante, la robustezza. Io riesco a navigare il mio contenuto solo con browser di ultima generazione oppure posso utilizzare anche sistemi più datati quando non altri tipi di tecnologie, smartphone, tablet, quando non vari tipi di tecnologie assistive.
Ecco, questo, se uno solo di questi punti è disatteso, l'utente non riuscirà a raggiungere le mie informazioni. Questi possiamo utilizzarli sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista concettuale, proprio per provare a pensare a un servizio che sia nativamente accessibile. I riferimenti normativi sono molto corposi e qui non mi dilungherò oltre, voi poi all'interno delle slide trovate comunque linkato tutto il materiale di cui stiamo parlando. Io qui ho citato i due principali, ovvero la legge stanca che ormai da molti anni ci accompagna e la direttiva UE 2102 del 2016 che ha recepito la norma tecnica appunto dove sono indicate tutte le web content accessibility guidelines che sono le linee guida tecniche che noi dobbiamo rispettare per essere aderenti alla normativa sull'accessibilità digitale. All'interno poi del sito Agide trovate tutta la normativa che è molto corposa e molto complessa nel caso necessitaste di una disamina approfondita. Ok, in pratica, che cosa dobbiamo fare per compilare la nostra dichiarazione di accessibilità? Anzitutto, censire i nostri siti. Come abbiamo detto, ogni dichiarazione va collegata ad un suo portale, per cui questo censimento che mi aiuta, oltre ad avere un'idea, insomma, a poter procedere con questa attività, anche ad avere un'idea di quelli che sono magari i servizi che nel frattempo vanno dismessi o che sono troppo datati e quindi devono essere rivisti e corretti per poter star dietro non solo alla normativa sull'accessibilità, ma anche a tutte le altre normative che sono subentrate negli ultimi anni, ad esempio in materia di sicurezza o quant'altro. A seguito del censimento vanno eseguite le analisi per dichiarare quanto il mio sito è conforme, io prima ne devo essere consapevole. Come faccio a fare l'analisi? Grandissimo tema, molto molto in sintesi, ci sono le linee guida Agid che ci accompagnano passo passo proprio nell'esecuzione di questo compito. Possiamo eseguire in primis un'analisi avvalendoci di alcuni strumenti automatici che ci aiutano ad esempio ad individuare quelli che sono gli errori nel codice strettamente parlando, di accessibilità. Una volta risolti questi tipi di errori è fondamentale eseguire anche delle analisi manuali, possibilmente, anzi, questa è una caldissima raccomandazione, coinvolgendo utenti con disabilità che hanno le mani in pasta tutto il tempo e che sanno anche utilizzare in maniera molto, molto precisa le tecnologie assistive di cui si servono. Questo perché, faccio un esempio, lo strumento automatico mi rileva un errore e mi dice che ad un'immagine manca il testo alternativo. Magari questa immagine non aveva bisogno del testo alternativo perché era un'immagine solo decorativa, per cui a livello tecnico può essere gestita diversamente, ad esempio facendo in modo che la tecnologia assistiva salti proprio la presenza di questa immagine, oppure si può inserire un'alternativa, però questo è solo l'intervento umano che può aiutarmi a discernere se questo tipo di errore va corretto o no. Ho fatto un esempio dei mille che si potrebbero fare in materia. Per l'analisi soggettiva, anche qui ci viene in aiuto l'Agenzia per l'Italia Digitale che mette a disposizione un manuale per la verifica soggettiva dei siti web che prima di darci le indicazioni di come fare ci dà anche l'indicazione dei casi in cui questa verifica è obbligatoria. Lo step successivo è quello, una volta che noi abbiamo fatto le nostre analisi su tutti i nostri prodotti, andare ad inserirli all'interno del form Agid. Per accedere a questo form è necessario che la struttura abbia individuato il responsabile per la transizione digitale e che questo responsabile sia censito sul sito IPA, Portale delle Pubbliche Amministrazioni, con la mail corretta, perché questa mail poi ci farà da accesso al portale Agid e sarà anche la mail in cui riceveremo le informazioni che ci sono necessarie. Allora, anzitutto va specificato che le uniche sole dichiarazioni che hanno valore di ufficialità per la pubblica amministrazione sono quelle pubblicate su Form Agid. Una volta che io ho effettuato l'accesso al portale e comincio la compilazione della mia dichiarazione, con un primo tasto ne salvo la bozza e con un secondo tasto, poi magari se allora, provo a fare un salto in volata e vediamo se riesco a farvelo vedere super al volo. Fatemi sapere dalla regia se ci sono problemi di visualizzazione. Si vede bene. Ecco, si vede bene, abbiamo richiesto, abbiamo, allora non partiamo esattamente con il piede giusto, quindi torno alle slide. Sostanzialmente comunque questo è il sito. Ehm, abbiamo facciamo un altro tentativo.
Vediamo se questa volta... Ok. Perché è una cosa che oggettivamente faccio prima a mostrarvi che a spiegarvi. Eccoci qua. Niente, non è aggiornata. Allora, sostanzialmente io ho una serie di informazioni che mi servono per la compilazione della mia dichiarazione di accessibilità, che adesso scorriamo brevemente. Eccole qua. All'interno del form di Agile troverete comunque un manuale che vi guiderà passo passo per il primo accesso. Eh, Aspetta, mi si è aperto questo tab. Vi chiedo scusa. Ok, mi vedete? Sì, Sì, torna pure ok. in presentazione. Ok, grazie mille. Scusate il piccolo disguido. Ecco qua. Perfetto. Ecco, Ok, ottimo. grazie. Allora, una volta che io ho proceduto con la compilazione, l'ultimo tasto da premere è il tasto pubblica che io troverò nel mio form in alto a destra e che mi restituirà in output un link che io poi andrò a esporre nel footer del mio sito web alla dicitura dichiarazione di accessibilità. Una volta portato a termine questo processo, la dichiarazione è completata. Di cosa ho bisogno? Oltre che alcune informazioni tecniche come il nome e l'URL del sito, le specifiche tecniche di riferimento a questo riguardo, diciamo che le specifiche in vigore attualmente dal punto di vista normativo sono le WCAG 2.1, anche se le 2.2 sono già disponibili, al momento non sono ancora state recepite dalla normativa italiana, quindi sulle 2.1 vanno effettuate le analisi e non è male dare un'occhiata anche alle differenze e se possibile colmare i punti in più perché comunque quella sarà la direzione in cui andremo. E cos'è importante? Oltre a tutte le informazioni che qui trovate elencate, sono per la maggior parte riguardanti il sito web e riguardo alla struttura, il numero di dipendenti con disabilità e se è stato nominato il responsabile per i processi di inserimento delle persone con disabilità, il livello di conformità. Questa è l'informazione che va a scaturire dalla mia analisi di accessibilità. Quindi io devo dire se il mio sito è conforme, parzialmente conforme o non conforme e nel caso anche quali sono le alternative accessibili che io vado a fornire ai miei utenti. Molto importante, la dichiarazione di accessibilità prevede che io metta a disposizione degli utenti il cosiddetto meccanismo di feedback. Di cosa si tratta? Si tratta di un meccanismo di contatto che il cittadino ha per potermi comunicare gli eventuali problemi in materia di accessibilità. E è un canale che io posso scegliere, può essere un form, può essere una mail, ma è un canale che va monitorato perché c'è una tempistica precisa sia per la risposta alla segnalazione che poi per la gestione della problematica. L'inadempimento di questa segnalazione comporta poi la possibilità che il cittadino si attivi presso il difensore civico per il digitale. La dichiarazione di accessibilità non è eterna ma ha valenza annuale e per cui va rivista entro il 23 settembre di ogni anno. Qui poi sta l'amministrazione capire insomma, se sono state effettuate modifiche sostanziali al sito. In questo caso l'analisi va rifatta in maniera approfondita, soprattutto se le modifiche riguardano appunto l'interfaccia e l'interazione che l'utente ha con il sito. In questo caso l'inadempienza della compilazione della dichiarazione di accessibilità comporta responsabilità dirigenziale. Allora, un piccolo tip, anche qui molto veloce, sugli strumenti messi a disposizione per l'analisi. Abbiamo detto che per definire se un sito è conforme o meno ai criteri di accessibilità, io posso utilizzare sia strumenti automatici e che poi devo integrare con una valutazione manuale. Per la valutazione manuale si raccomanda il manuale di cui alle slide precedenti. Per la validazione automatica ci sono alcuni strumenti che ci vengono messi a disposizione da Agid. Uno è Mauve++, che non valuta tutti i criteri. Allora, io per essere adempiente dal punto di vista normativo devo avere un sito che sia conforme alle Web Content Accessibility Guidelines livello AA. Sono all'incirca 50 criteri dei quali io vado a valutare la conformità. Mauve non riesce a valutarli tutti, come la maggior parte degli strumenti, perché alcuni di questi criteri appunto hanno necessità di una valutazione manuale, però mi sostiene nella valutazione automatica sia del sito che dei documenti PDF.
E un altro strumento che mette a disposizione l'Agenzia per l'Italia Digitale, ma lo vediamo veramente a volo super radente, è la piattaforma iGluebox che mi serve per i test di usabilità e che quindi va a impattare poi appunto sulla parte più soggettiva e anche sull'usabilità del sito web, che è materia leggermente differente, anche se strettamente collegata all'accessibilità e che ha più a che fare con l'interazione tra utente e sito web. Tornando all'accessibilità digitale, all'interno del sito del W3C, il World Wide Web Consortium, c'è un elenco molto dettagliato di molti strumenti che possono essere utilizzati per la verifica automatica e c'è un filtro estremamente dettagliato che mi permette di fare una selezione molto accurata. Detto questo, io poi vi consiglio di verificare sui siti dei produttori le licenze, perché molti strumenti, adesso le licenze free sono abbastanza ridotte. Noi abbiamo trovato due strumenti, uno che ad esempio è l'estensione di Chrome Wave, che mi dà una risposta grafica all'accessibilità o meno del mio sito, e un'altra che è la suite per sviluppatori di Chrome, che tra gli altri strumenti è lo strumento Lighthouse, che oltre a darmi informazioni di tipo prestazionale sul mio sito, mi dà anche dei riferimenti molto precisi sulle parti di codice su cui io posso intervenire per correggere le problematiche di accessibilità digitale. Ecco, qui poi dipende chiaramente anche dalla dimensione, dal tipo di prodotto che dovete testare, la scelta dello strumento. Questi sono solo alcuni spunti per poter eseguire, ad esempio, una prima indagine per capire un po' lo stato generale, diciamo, di salute del sito. Allora, ci sembrava opportuno fare un accenno anche all'European Accessibility Act, che è entrato in vigore a fine giugno di quest'anno. La norma che prevede l'estensione sostanzialmente, che prevede disciplina i requisiti minimi di accessibilità non solo per i prodotti web, ma anche per prodotti e servizi immessi nel mercato europeo. È una norma che copre un'ampia gamma di prodotti e servizi e che esonera solo le microimprese e anche qui ci sono alcune eccezioni, ad esempio quelle che forniscono poi prodotti alle pubbliche amministrazioni. Quindi a livello normativo è molto dettagliata, va a interlacciarsi con tutta una serie di altre normative che riguardano la conformità dei prodotti immessi sul mercato europeo e serve sostanzialmente per armonizzare le legislazioni dei vari Stati membri, oltre che per includere appunto altri servizi che non siano quelli web. La bella notizia è che se voi siete conformi alle WCAG, quindi se avete adempiuto alle normative di accessibilità in vigore e se i vostri prodotti sono principalmente i siti web e le applicazioni mobili, siete conformi. Di fatto, a cosa dobbiamo prestare attenzione? Dobbiamo prestare attenzione anzitutto perché la platea dei soggetti coinvolti all'interno di questa normativa sia ampia, quindi ad esempio sono coinvolte le aziende di trasporto e la gamma di servizi si amplia, per cui se la pubblica amministrazione si occupa della distribuzione o della produzione di alcuni di questi servizi, questa è un'altra normativa che andrà tenuta sotto stretta sorveglianza. Anche qui, oltre al tempo tecnico che la normativa sia recepita, sia introdotta all'interno delle linee guida, anche se già qualcosa abbiamo, andrà poi valutato l'impatto nei singoli servizi della pubblica amministrazione. Ecco, però sarà sicuramente tema oggetto di approfondimento. Ok, io direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa abbastanza per quel che riguarda l'accessibilità, per cui passo la parola al collega Stefano De Colle che ci parlerà dei servizi digitali. Adesso vi chiedo scusa, passo alla... Eccoci qua. Eleonora, vuoi che facciamo partire il sondaggio? Sì, ti ringrazio Federica. Nel sondaggio voi potete indicarci appunto quelli che sono i temi di maggior approfondimento, di cui avete piacere che venga fatto un approfondimento. Se non li trovate all'interno del sondaggio, scriveteceli nella chat.
Io in questo momento non ho percezione di quale sia il numero dei votanti, per cui se volete possiamo anche lasciarlo aperto durante l'intervento di Stefano. Hanno risposto 70 persone, si stanno un po' rispondendo tutti adesso. Ok, allora lasciamo ancora qualche attimo così poi abbiamo anche contezza del risultato. Per il momento siamo anche abbastanza in linea con le tempistiche, quindi. Ok, grazie a tutti. Io direi, Federica, vediamo un attimo i risultati e se qualcuno poi ha voglia di, anche in un secondo momento, comunicarci quali sono gli argomenti che preferisce approfondire, ce lo può comunque comunicare o in chat o attraverso i nostri canali di contatto. Abbiamo anche il supporto che in materia di accessibilità rimane attivo. Ok, la maggior parte chiede di approfondire come eseguire un test di accessibilità sia nella parte web che nella parte dei documenti. Quindi faremo assolutamente tesoro di questa indicazione. Nel frattempo saprete che le slide che vedete oggi poi le troverete all'interno della pagina My Extranet dell'evento. Ok, grazie a tutti e passo la parola a Stefano. Grazie Eleonora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Anch'io mi aiuterò di alcune slide per la presentazione che sto appunto per fare, quindi condivido quella che è la pagina, la finestra che utilizzo per la presentazione. Ecco, se qualcuno cortesemente mi dà un feedback che li state vedendo. Sì, Vedo si ancora i vede bene, sondaggi. sì. Ok, perfetto. Bene, allora di che cosa vi parlerò oggi? Ma vi parlerò sostanzialmente, vediamo se riesco anche ad andare avanti con le slide, eccolo qua. Vi parlerò sostanzialmente di questi aspetti. Da un lato quello che è appunto la piattaforma MyPortal, poi dei servizi digitali per i cittadini e poi di quello che è stato fatto nell'ambito di uno specifico progetto regionale, appunto, che ha visto la reingegnerizzazione di 5 servizi digitali per i cittadini. Bene, partiamo con MyPortal. Che cos'è MyPortal? Con il termine MyPortal noi intendiamo un prodotto che fa parte appunto della piattaforma digitale Servizi al cittadino, che comprende più componenti. Le componenti essenziali sono queste. Da un lato abbiamo la parte di CMS, quindi il portale vero e proprio, che mettiamo a disposizione gratuitamente di tutte le pubbliche amministrazioni del Veneto. Questo portale si compone di un back office e di un front office, ovviamente. Accanto a questi due componenti c'è poi la componente che ha attinenza con i servizi digitali veri e propri, che trovano poi la loro, diciamo, area principale, la loro area di utilizzo per il cittadino, sempre partendo dal portale di quello specifico ente, in quella che è l'area personale del cittadino stesso, così come definito appunto dalle linee guida Agit, dal CAD prima, dalle linee guida Agit poi. Ecco, quello che la Regione mette a disposizione per il cittadino è uno qualsiasi di questi elementi, in particolare l'ente può avere un proprio sito diverso da quello messo a disposizione dalla Regione e può adottare, ad esempio, l'area personale del cittadino messa a disposizione dalla Regione, piuttosto che può utilizzare dei servizi digitali di Regione che trovano la loro collocazione naturale in quella che è l'area personale messa a disposizione dalla Regione stessa. In questo contesto, quello che noi ci preoccupiamo di fare come ufficio all'interno appunto della nostra organizzazione è quella di offrire agli enti, innanzitutto agli enti, un catalogo di servizi digitali per il cittadino. E poi nelle slide successive vedrete anche dove è possibile reperire questo catalogo. Di offrire al cittadino l'area personale del cittadino,
realizzata, e questa è una cosa abbastanza unica, in modo interoperabile, non soltanto con i servizi messi a disposizione dalla Regione del Veneto, ma anche con servizi digitali realizzati da terze parti. In particolare, credo che quanto realizzato dalla nostra direzione sia uno dei pochi esempi a livello nazionale nel quale è possibile appunto collocare in un unico contesto, che è appunto l'area personale di Regione del Veneto, è possibile collocare sia i servizi realizzati dalla nostra regione che i servizi realizzati dai vari produttori, dai vari partner tecnologici degli enti. In questo contesto, sempre in ottemperanza a quella che è la normativa vigente, partendo dal CAD in poi anche a livello tecnico, quindi quello che noi abbiamo fatto è porre particolare attenzione al sistema di integrazione. Abbiamo quindi realizzato proprio non soltanto questo contesto di area personale pubblica per i cittadini nel contesto dello specifico ente di riferimento, ma abbiamo anche realizzato tutto un insieme di API che consentono di interfacciarsi, ad esempio, con i dati di Once Only, con un meccanismo di single sign-on, con un sistema di stanze, con i pagamenti online, con il protocollo e quant'altro. Per quanto riguarda lo specifico tema che stiamo discutendo oggi in questa sede, per chi utilizza la parte di portale oltre che la parte dei servizi, in particolare quindi per la parte di portale, sappiamo che esiste una dichiarazione che noi mettiamo a disposizione degli enti in cui appunto attestiamo che lo strumento è uno strumento che è aderente all'EVUCAV 2.1, AA, ma valgono ovviamente tutte le cose che ci ha ben illustrato Eleonora, in quanto appunto una cosa è lo strumento, una cosa sono i contenuti poi che vengono imputati, che vengono inseriti da parte degli operatori degli enti e che potrebbero essi stessi compromettere poi quello che è il risultato finale in termini di usabilità e di accessibilità. Parlando di servizi digitali, quello che noi mettiamo a disposizione sostanzialmente è, come dicevo poc'anzi, è un catalogo di servizi digitali che trovate alla URL indicata su questa slide, quindi myexnet.regione.veneto.it/prodotti/cataloghi LED. I servizi digitali di regione vengono anche denominati LED, ovvero livelli essenziali di diritti digitali. Perché questo? Ma perché appunto nella nostra intenzione è quella di innanzitutto di parificare le piccole amministrazioni alle grandi amministrazioni e quindi di parificare il cittadino di un piccolo comune a un cittadino di una grande città e quindi di rendere disponibili agli enti di questi territori dei servizi digitali, in qualche modo annullando quello che potrebbe essere un divario dovuto magari a temi collegati alle disponibilità economiche, piuttosto che al numero di persone addette ai servizi stessi e quant'altro. Quindi rendiamo sostanzialmente un insieme di servizi digitali che possono essere usati sia dal piccolo comune che dal grande comune, sempre in forma appunto gratuita nel contesto di quello che è un processo di adesione da parte degli enti. Quindi questi servizi che scopi hanno? Hanno lo scopo appunto di usare i servizi da parte del cittadino, come dicevo poc'anzi, che è sempre più un cittadino che si avvicina al digitale, che usa strumenti digitali per rivolgersi alla pubblica amministrazione, effettuare dei pagamenti verso l'API in modalità informatiche, accedere ai servizi in modo semplice, utilizzare sostanzialmente i siti istituzionali che rispettino i principi di accessibilità e fruire di procedimenti informatici. Ecco, non mi dilungo oltre su queste cose perché le vedremo poi nella pratica con una demo di una nostra collaboratrice che appunto ci permetterà di guardare più da vicino quello che è uno dei servizi che abbiamo reingegnerizzato.
Nello sviluppo dei servizi, così come nel sito, abbiamo seguito i principi di Designers Italia. Non ve li rielenco perché li trovate, sono già stati menzionati, li trovate insomma espressi in diverse forme anche nelle slide che troverete a disposizione. Che cosa abbiamo realizzato con la specifica misura che ci ha in qualche modo visti collaborare appunto con il team di Eleonora? Ma abbiamo reingegnerizzato 5 servizi che sono prenotazione di spazi comunali, proposte iniziative culturali, richiesta di patrocinio, candidatura come prestatore di servizi di trasporto per persone con disabilità e pagamento multe. Per realizzare questi servizi, per ingegnerizzare questi servizi, noi abbiamo messo la componente, chiamiamola così, più strettamente informatica. Ovviamente la reingegnerizzazione non sarebbe stata possibile se non avessimo avuto una collaborazione importante da parte di un numeroso gruppo di persone dentro e fuori regione che desidero ringraziare proprio di cuore e che ci ha permesso di carpire quelle che sono appunto le conoscenze specifiche di dominio dei diversi servizi da mettere a disposizione nei confronti dei cittadini e allo stesso tempo di usare quelle attenzioni peculiari che poi fossero orientate ad un utilizzo sì rispettoso delle norme, eccetera, eccetera, ma anche fosse orientato ad un utilizzo proprio pratico nel contesto appunto di un particolare attenzionamento all'accessibilità nel suo insieme. Ecco, io non mi dilungo ulteriormente, chiederei a Giorgia, che è una collaboratrice con la quale appunto collaboriamo giornalmente, se cortesemente ci fa vedere uno di questi servizi. Noi avremmo scelto appunto la candidatura come prestatore di servizi per trasporto per persone con disabilità, con uno sguardo particolare al fruitore del servizio cittadino. Quindi lasceremo perdere in questo contesto la parte di back office, quindi che riguarda l'operatore dell'ente, e vedremo come è stato reingegnerizzato questo servizio appunto per renderlo aderente alla normativa e allo stesso tempo ci auguriamo anche fruibile, insomma, secondo quelle che sono le necessità di persone con disabilità. Ecco Giorgia, io lascerei la parola a te. Grazie. Ok, va bene. Allora, intanto buongiorno a tutti, e vi condivido lo schermo. Ok, e avete feedback? Funziona tutto? Tutto a posto, Funziona. grazie. Ok, perfetto. Allora, partirei mostrandovi quella che è la scheda del servizio, ovvero come viene presentato il servizio al cittadino. E questa scheda del servizio appunto può contenere tutte le informazioni che sono necessarie per poter eseguire la domanda ed è ovviamente personalizzabile lato operatore. Il cittadino poi successivamente con il pulsante accedi al servizio può appunto eseguire la domanda. Ok, in questo caso deve leggere l'informativa sulla privacy e poi proseguire. Ok, il servizio comunque è compilabile tutto quanto attraverso tastiera, quindi in questo caso lo eseguiremo appunto attraverso la tastiera appunto. E, come vedete ci si può muovere semplicemente e appunto posso compilare tutti i dati necessari, anche questi con il calendario, con la data di nascita. Qui vengono richiesti tutti i dati personali appunto del cittadino, nome, cognome, data di nascita, la residenza, l'indirizzo. L'indirizzo email, eventualmente PEC e il numero cellulare fisso. E sempre con i tasti posso decidere se proseguire, quindi inviare la domanda, oppure eventualmente salvarla in bozza, che poi sarà recuperabile appunto nell'area personale del cittadino. In questo caso ovviamente andiamo avanti. Ok, qui il cittadino appunto seleziona e scrive in qualità che cosa fa la domanda. Prosegue e c'è appunto la scelta multipla. La denominazione, in questo caso un test.
e poi l'indirizzo, insomma, inserisco i miei dati. Anche qui tutto quanto si può inserire attraverso i tasti della tastiera. Inserisco la targa del mezzo. E proseguo. I collaboratori, il codice fiscale dei collaboratori e il numero della patente. Ok, proseguo. Qui ci sono le condizioni generali, le dichiarazioni, dichiaro di aver preso appunto nota di queste dichiarazioni elencate e scelgo appunto di inviare la domanda. Qui c'è un epilogo di tutti i dati che sono stati inseriti dal cittadino, che eventualmente può modificare in caso di errore. Dovranno controllare e successivamente posso inviare la domanda. Posso salvare le preferenze, in questo caso le salviamo. Inviamo. Ok, quindi la domanda è inviata correttamente, comparirà poi successivamente agli operatori in back-end e sarà lavorata da quest'ultimi. Intanto il cittadino può quindi andare a monitorare anche dall'area personale attraverso le mie domande in questa sezione qui. Questa sezione appunto trova sia i messaggi riguardanti appunto la stessa domanda inviata, in questo caso mi informa che è stata presa in carico e quindi lo stato è stato aggiornato e poi appunto da qui posso vedere tutte le domande eseguite. Come vedete alcuni test sono stati eseguiti e completati, quindi la concessione è stata elaborata al cittadino. Qui il cittadino quindi troverà la conferma e relativamente la concessione insomma, firmata dall'operatore del comune. Se il cittadino ha salvato in bozza, le troverà qui. Eventualmente per questo servizio è possibile anche offrire un pagamento di un bollo. In questo caso per appunto questa demo è stato disabilitato, ma comunque c'è la possibilità di abilitarlo. E nulla, questo è insomma il funzionamento dell'istanza, come un cittadino può presentare questa domanda. Grazie Giorgia, Prego. grazie mille. Ecco, appunto il contesto di interoperabilità non l'abbiamo visto qui perché appunto questo è un contesto di demo, ma quello che appunto abbiamo collegato al servizio è da un lato la protocollazione della domanda, quindi abbiamo tutto un insieme di connettori di protocollo che permettono al servizio, una volta che lo stesso viene presentato all'ente di riferimento, di essere protocollato in forma automatica. Se c'è un pagamento, come diceva Giorgia, poi il pagamento viene effettuato in maniera digitale, intercettando poi quella che è appunto tutto ciò che è attinente al contesto, lo definisco pago PA in termini generali, e c'è poi anche tutto un contesto di messaggistica che può essere innestato in varie fasi appunto del processo e che vede come punto di riferimento in termini di dialogo con il cittadino Appio. Quindi noi abbiamo innestato sostanzialmente degli elementi che permettono, a seconda di quello che l'ente poi decide in termini di comunicazione stretta con il cittadino, di comunicare con il cittadino sia attraverso l'area personale che abbiamo appena visto, che attraverso l'Appio. Questo è un po' quello che abbiamo fatto.
Ripeto, noi abbiamo messo la parte informatica, i diversi esperti di dominio che ci hanno aiutato hanno messo invece le conoscenze e il risultato è quello che avete appena visto. Io mi fermerei qua, non credo, se ci sono poi altre cose, c'è il gruppo che fa capo ai colleghi che permetterà eventualmente poi di intercettarci. Grazie a tutti. Grazie mille Stefano. Io ringrazio infinitamente la Fondazione Robert Tolman, nella persona della dottoressa Reffo, che è qui presente e che ci parlerà del progetto Sensoriabile Anch'io. Abbiamo iniziato durante quest'anno, abbiamo condiviso l'esperienza con molte associazioni, molti enti del territorio, e questo tipo di condivisione è stata oltre che molto bella, anche molto, molto utile, insomma, estremamente importante per noi, per cui continuiamo presentando questa esperienza sul territorio. Faccio solo un piccolo inciso, sempre durante quest'anno, grazie alla misura 142, abbiamo potuto realizzare dei corsi di formazione a tema accessibilità, e lancerei molto brevemente il secondo sondaggio, in cui andiamo un pochino a sondare quello che potrebbe essere il vostro interesse nella partecipazione al corso. È soltanto una domanda di tipo informativo e non è assolutamente vincolante per la partecipazione, però ci farebbe piacere sapere se può essere ancora interessante, insomma, aprire questo tipo di iniziativa. Prendo la parola io, buongiorno a questo punto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Maria Eleonora Reffo, direttrice generale della Fondazione Robert Tolman, e qui vicino a me c'è Lorenzo Martini, consigliere dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Padova. Buongiorno a tutti. Allora, io intanto, noi vorremmo ringraziare per questo invito, e anche così per averci dato l'opportunità di ascoltare, di metterci dall'altra parte, ecco, come erogatori di servizi, no? Di fatto. Ai cittadini. Noi in qualche modo con questa presentazione vorremmo appunto così condividere con voi questo progetto che è stato fatto sul campo, lanciarvi un po' un'altra prospettiva. Quindi vi accompagneremo un po' un po' in questo percorso, un po' come abbiamo fatto proprio con il progetto Sensoriabile Anch'io. Qual è la prospettiva? È la prospettiva invece non tanto dell'erogatore di servizio, ma quanto del fruitore del servizi. Ecco, quindi anch'io vado in condivisione con le slide e metto in presentazione. Eccoci qua. Chiedo conferma dalla regia perché io non vedo più niente se non le mie slide. E non vediamo. Ecco, esatto, perfetto. Eccoci qua. Perfetto. Benissimo. Metto in condivisione. Confermo che si vede benissimo. Perfetto, grazie mille. Prego. Allora, Sensoriabile Anch'io è un progetto che è nato un anno e mezzo fa, di fatto noi l'abbiamo chiamato progetto di partecipazione sociale. Perché? Perché ha coinvolto appunto gli erogatori di servizio, che fossero dirigenti o operatori all'interno sia dei servizi pubblici che dei privati nella città di Padova. Gli obiettivi sono stati tre: facilitare l'accessibilità e l'accoglienza nei luoghi e negli spazi urbani all'interno della città, individuare facilitatori ambientali e relazionali per promuovere l'inclusione e favorire una maggiore consapevolezza relazionale. Allora, andiamo a fare la spesa. Andiamo a fare la spesa, siamo utenti e entriamo in un servizio che ha degli ambienti, che ha dei materiali, degli strumenti digitali, cartacei, ma anche digitali, che possono essere digitali, e nel momento in cui entriamo in un servizio ci sono necessariamente delle interazioni. Ecco, noi abbiamo voluto tenere in considerazione
tutti questi tre aspetti, partendo da un'analisi dei bisogni di 204 cittadini a cui abbiamo con disabilità visiva, a cui siamo andati a chiedere attraverso un questionario sulla percezione quanto percepissero accessibile la città di Padova. In 6 aree, che poi sono quelle che vediamo, in cui abbiamo fatto l'intervento. La formazione, come dicevo prima, ha coinvolto sia dirigenti che operatori, perché sapete meglio di me che le leggi che arrivano dall'alto o le richieste che arrivano dall'alto, se non le capisco, se non le condivido, se non parlo lo stesso linguaggio del mio collega o del collega che mi dà, no, del mio dirigente, faccio fatica a sentirle mie e quindi anche a operare, a operare in linea con queste richieste. E lo stesso per quanto riguarda i dirigenti. Quindi tra operatori e dirigenti deve esserci una condivisione di esperienze, una condivisione di prospettive. Ed è per quello che appunto abbiamo coinvolti entrambi in 6 aree. All'interno delle quali abbiamo individuato e raccolto le disponibilità di 12 servizi: area sociosanitaria, istruzione, commercio, culturale, area sportivo e tempo libero e area di trasporti e servizi. Quindi queste 12 realtà, che non vi leggo tutte, ci hanno ospitato, ci hanno accolto all'interno dei loro servizi e hanno accolto la nostra equipe multidisciplinare che ha fatto questa proposta. Prima di arrivare nel servizio abbiamo mandato un video formativo sulla disabilità visiva perché abbiamo voluto fare un format abbastanza agile. Lì sono stati 3 orette, in modo da cioè che potesse essere accettabile anche, no, da questi servizi. In 3 orette facciamo un po' fatica però ad entrare nel contesto della disabilità visiva e a capire anche poi il servizio, se è accessibile e come poterlo migliorare, perché questo è l'obiettivo, la modalità è anche l'obiettivo. Quindi abbiamo consegnato loro un video formativo prima sia ai dirigenti che agli operatori. E poi abbiamo proposto la formazione esperienziale, come dicevamo prima, sia agli operatori che ai dirigenti. Formazione esperienziale, adesso andiamo a capire meglio di che cosa si tratta, quindi un'equipe multidisciplinare composta da psicologo, terapista, educatore, istruttore di orientamento e mobilità, persona con deficit visivo, quindi era sempre con noi anche Lorenzo, appunto è entrata all'interno dei servizi e ha condiviso questa proposta e condiviso questa esperienza. Ragionando sui contenuti del video prima, ma poi anche proponendo un'esperienza di simulazione, sia per quanto riguarda la deprivazione visiva, quindi sia con delle bende che potessero simulare la cecità, sia con degli occhiali, l'utilizzo degli occhialini che potessero simulare una condizione di ipovisione. Al termine, quindi in questa situazione, con questi ausili, con questi supporti, questa equipe multidisciplinare ha accompagnato, ha richiesto all'erogatore di servizio di assumere, no, la prospettiva, il punto di vista del fruitore del servizio con l'utilizzo all'interno di una situazione di simulazione. Quindi abbiamo visto gli operatori appunto della banca che hanno cominciato che dovevano così operare, fare delle operazioni e compilare dei moduli all'anagrafe in banca piuttosto che al mercato, fare la spesa, eccetera. Questo ha permesso di fare numerosi ragionamenti, perché nel momento in cui io assumo la prospettiva dell'altro, vivendola parzialmente, chiaramente, perché abbiamo sempre detto non vuol dire entrare nel mondo, vuol dire aprire una piccola finestra per
avere delle ispirazioni, no? Per avere dei link. Ops, non ho mai pensato che si potesse fare così fatica, ad esempio. Anche solo questo ragionamento qui permette di dire, aspetta un attimo, perché posso cambiare delle cose, posso facilitare. Ecco, è questo il percorso che abbiamo fatto insieme, quindi all'interno, appunto, finita la proposta di simulazione, abbiamo raccolto un po' tutte le loro prospettive e abbiamo consegnato poi, facendoli insieme, abbiamo fatto insieme e poi abbiamo consegnato questo vademecum illustrato noi le chiamiamo le facilitazioni. Con vedete, qui sono divise meglio così che così, con una rappresentazione grafica e una piccola descrizione. Vediamo alcuni esempi. Quindi abbiamo, scusatemi, consegnato questo modulo, questi fogli, che raccoglievano tutte le facilitazioni che gli erogatori di servizio, messi nelle condizioni in simulazione come fruitori di servizio, hanno raccolto all'interno della loro esperienza. Alcuni esempi. Siamo abituati a questa situazione, a quella di destra, chiaramente, quindi abbiamo un modulo, c'è bisogno di firmare. Non abbiamo una disabilità visiva, via, veloci, si individua la lineetta e appongo la firma. Ma in assenza di riferimenti chiari, nel momento in cui c'è un deficit visivo, ho bisogno di un riferimento. Devo capire intanto che cosa firmare, ma quello è un problema un po' di tutti, non solo ecco, di chi ha una disabilità visiva, ma anche di dove firmare. L'utilizzo di una semplice mascherina, un pezzo di cartoncino con un buco centrale, permette di individuare dove andare a firmare. Un altro esempio, il bancomat è nero. Se ho il bancone nero, la persona con disabilità visiva fatica a individuare dov'è il bancomat e quindi tramite la simulazione si è capito che non serve cambiare il colore del bancone, ma ad esempio mettere sotto un tappetino di un colore più chiaro permette permette una migliore visualizzazione grazie ai contrasti di colore. Così anche l'utilizzo di più codici di lettura, perché troppo piccoli, no? Le scritte troppo piccole si fa fatica. Se invece si inseriscono più codici di lettura, è chiaro che io posso allargare la platea di fruitori. Per fare il link, ecco, nel digitale, un altro esempio è il QR code, quindi tanti QR code adesso vengono utilizzati, ma spesso sono solo QR code solo visivi. Se invece andiamo a posizionare, a individuare con del materiale paraspifferi piuttosto che con una cornicetta il QR code, allora quello diventa identificabile e quindi si sa, la persona con disabilità visiva, con deficit visivo, riesce a individuare dove inquadrare con il telefono. All'interno di quel contesto, quindi, abbiamo potuto fare questo tipo di ragionamenti, ma farli fare, quindi avendoli vissuti agli erogatori di servizio e anche di fare delle riflessioni relativamente ai siti e alle applicazioni. Quindi sia alle strumentazioni che erano presenti, vedesi il QR code all'interno del servizio, ma anche il sito internet di pertinenza appunto della banca piuttosto che dell'anagrafe. Qui passo la parola a Lorenzo che durante tutti gli incontri, prima dell'incontro, si studiava, entrava nei vari siti per poi condividere i facilitatori e i non facilitatori che incontrava all'interno dei vari siti. Sì, buongiorno a tutti. Quindi, come giustamente diceva Eleonora, siamo entrati fisicamente a vedere quelle che erano le difficoltà sia ambientali
che materiali, ma restando sul focus del digitale, appunto, mi sono così occupato un attimino senza fare grandissime analisi per portare loro nei vari servizi, nei 12 servizi che avete sentito, eventuali criticità. Ovviamente solo segnalazione, nessuna soluzione chiavi in mano. Ecco, però questa prospettiva del sensoriabile ci ha portati, come diceva giustamente Eleonora, a far vivere a chi vede, ai famosi normodotati, l'esperienza brevissima di depravazione visiva o di ipovisione, quindi mettersi nella condizione. Ma questo ci ha permesso ovviamente di capire, di fare un'analisi molto più ampia che in qualche modo volevo coinvolgere con voi oggi, che nella slide che vedete qui, dove c'è una bellissima panchina praticamente con due signori anziani, ci fa pensare a cosa? Che il 25% della popolazione italiana è oltre 65enne, e questo vuol dire che ovviamente non è nativa digitale e quindi ha grosse difficoltà nell'accedere ai siti. Benissimo l'analisi qui fatta, benissimo tutti gli aspetti dell'accessibilità, però bisogna anche capire che gli approcci sono chiaramente completamente diversi, e se passiamo alla slide successiva vediamo subito che chi non vede si approccia, come diceva giustamente Eleonora prima, o attraverso caratteri ingranditi, mouse con puntatore adeguatamente proporzionato o comunque contrastato, e l'ipovedente ovviamente fa un accesso con difficoltà in più, ma comunque un accesso, quello che normalmente fa la comune persona che vede, con qualche difficoltà in più. Quindi bisogna fare attenzione, giustamente come le linee guida suggeriscono, alle contrasti di colori, agli ingrandimenti, ai testi alternativi, e non mi ripeto. E quindi tutto sommato l'ipovedente riesce ad avere un accesso abbastanza simile. Cosa diversa invece è per il cieco, che utilizza gli screen reader, e in questa diapositiva sempre ne vedete alcuni, voice over o mobile col tollback per quanto riguarda il mondo Android, mentre il primo si riferisce al mondo Apple. Oppure nel PC troveremo ovviamente Windows, troveremo JAWS e NVDA, che sono gli screen reader che permettono al cieco di avere un ritorno o vocale o braille o entrambi, per poter navigare nel sito che giustamente la pubblica amministrazione, seguendo le linee guida, ha volutamente preparato per essere accessibile. Però voi dovete pensare che una esplorazione tipicamente sequenziale porta a tempi e a stress, scusatemi se dico questa parola, notevoli, perché effettivamente i siti giustamente devono presentare migliaia di informazioni, distribuirle bene, e ci è venuto utile, pensate, con con l'avvento dello smartphone, che quindi i siti sono stati in qualche modo ripensati, perché ovviamente lo spazio era inferiore e quindi bisognava presentare in maniera più agevole, più diversa anche per il mondo dei normodotati. Ci è venuto bene perché in qualche modo ha semplificato i siti praticamente che venivano presentati nei desktop. E quindi tutto sommato questo, io sono un cultore, un affamato di tecnologie, porto via le parole a Steve Jobs che diceva siate affamati. Io lo sono di fatto perché vivo la cecità, quindi fruisco dei servizi della pubblica amministrazione e dei siti quotidianamente, e vi dico che a volte l'approccio è ben diverso dal vostro, nel senso che bisogna in una prima fase conoscere il sito, esplorarlo, navigarlo, pensarlo, immaginarlo, rappresentarselo, direi, no? Una volta che si è fatto questo, che si conosce il sito, si diventa anche veloci, però ci si sbatte molto tempo e ci si perde molto tempo, voglio dire, a volte nella fase di preconoscenza, chiamiamola così. E solo cito un brevissimo discorso
che mi è capitato la settimana scorsa, dovevo fare un biglietto per andare a Bologna con Trenitalia, che è un sito, vi assicuro, accessibile, pensato con tutte le validazioni del caso, però essendo la prima volta e non essendo io un viaggiatore, per fare un biglietto ci ho messo 50 minuti. Non è cosa che ognuno di voi resisterebbe a questi tempi, ok? Ma detto questo, voglio dire, ci troviamo molto spesso a scontrarci con siti che ci mettono in difficoltà. E qui qua volevo farvi vedere, cioè, l'approccio corretto che Agid, l'agenda digitale, sta facendo, sta spingendo perché i comuni, perché la pubblica amministrazione e poi successivamente i privati che erogano servizi di utilità pubblica devono attenersi. E quindi c'è un brevissimo filmato dell'Agid dove promuove praticamente questo, volevo farvi vedere, e sempre in sequenza vi farò vedere poi una slide dove troveremo un sito di accesso all'INPS bloccante, perché ovviamente lo SPID è un'altra cosa che utile, ma vi assicuro che per le persone non vedenti, per gli ipovedenti, per gli anziani, non è uno strumento agevolissimo. Molto spesso ci si trova in forte difficoltà. Vediamo brevemente questi due filmati, poi vado alle conclusioni. Per gli enti pubblici e i privati, garantire l'accesso ai servizi digitali a tutti è più che un obbligo, è un dovere. L'accessibilità digitale rende fruibili informazioni e servizi online a chiunque. Attraverso la dichiarazione di accessibilità, gli enti pubblici e i soggetti privati previsti dalla normativa si impegnano a rendere ogni servizio digitale accessibile. Se riscontri problemi di accessibilità, hai il diritto di segnalarlo attraverso il meccanismo di feedback, canale di contatto diretto con l'amministrazione presente nella dichiarazione. Utilizzando questo canale, contribuirai a migliorare i servizi digitali della pubblica amministrazione per te e per la comunità. Nella costruzione di una società digitale più inclusiva, la tua voce. Quindi direi che Per gli enti questo sicuramente lo conoscete, ma voglio dire è un rinforzo a quanto diceva Eleonora ed è un rinforzo, voglio dire, a quanto si sta operando attraverso questi webinar e la diffusione di questo tipo di cultura. Ma andiamo sempre nel tema invece delle facility e delle situazioni, diciamo, che in qualche modo quotidianamente viviamo, vedendo un breve video qui vedete praticamente INPS che si sta tentando di accedere, ma è bloccante perché si è sbagliato lo SPID, e vi faccio vedere perché è giusto secondo me che chi lavora dietro, ma chi vada a pensare come la persona che non vede opera per accedere ai servizi che noi stiamo pensando di erogare loro. Vedete la mia persona che sta tentando praticamente un approccio con lo SPID a un servizio INPS. Facciamo una breve simulazione di come entrare nel sito INPS con lo smartphone utilizzando Poste ID come SPID. Allora, INPS vado a cercare con il bottone login. Adesso devo andare a cercare entra con SPID. Devo cercare adesso il provider. Hai selezionato il provider Lepida. Hai selezionato il provider Etna. Hai selezionato il provider Siete. Hai selezionato il provider Spiditali. Hai selezionato il provider Tem System. Hai selezionato il provider Namirial. Maggiori info. Ecco, ho saltato, torno indietro. Hai selezionato il provider Aruba. Hai selezionato il provider Team. Hai selezionato il provider Poste. Poste. Close, type, speed system close, richiesta INPS. E poi la Poste, accedi più rapidamente. Mi dice che avendo Poste posso accedere più rapidamente. Poste ID. Adesso si è aperta la... Inserisci il codice Poste ID. Inserisci il codice. Annulla. Prosegui. Pulsante. Riconoscimento facciale. Oppure. Torna alla schermata di Mi ha autorizzato. Autorizzazione concessa. Torno su INPS. INPS Mobile.
Adesso devo Non andare. riesce ad accedi con la moda close. Close. Acconsent. Non acconsent. Acconsento ai Prosegui per il dati. servizio close. Prosegui per il servizio richiesto. Gentile utente, la informiamo che all'accesso era attiva già un'altra sessione. Prosegui per il servizio richiesto. PIN. Puoi accedere con le elabora indietro. Accedi. Per accedere in modo più rapido puoi scegli un PIN. Inserimento PIN. Mi chiede se voglio senza impostare il PIN e finalmente sono arrivato praticamente all'interno dell'app INPS dove posso scegliere il servizio di mio interesse che può essere, non so, il cedolino, pensione o quant'altro. Ecco qua, tutto qua. Ovviamente questo diventa molto più complesso se non si usa il Face ID e si deve usare il codice, quindi di poste, e si perde molto più tempo. Non è facile, una volta che si è imparato ovviamente ci si riesce, però vi assicuro che le prime volte i tempi non sono sufficienti per poterlo fare in autonomia. Grazie. Perché vi ho fatto vedere questo? Perché tutto sommato c'è un rischio grande che è quello di pensare che la tecnologia abbatte o più che abbattere, tolga di fatto quelle che sono le difficoltà. Non è vero, la tecnologia aiuta, ribadisco che è fondamentale il lavoro che stiamo facendo. Secondo me sarebbe ulteriormente fondamentale fare anche tutto un lavoro di divulgazione di come si accede, come si utilizzano questi strumenti, perché vi assicuro che c'è tanto bisogno e io che frequento l'Unione Cechi di Padova, vi assicuro che i miei soci sono davvero molto spesso in difficoltà su queste cose. Passando velocemente comunque alla slide successiva, vi presento un banale screenshot di una linea di autobus di Padova dove vengono presentate una tabella con degli orari che letta con gli screen reader vi assicuro che è un'avventura ciclopica che non si arriva mai alla fine. Ma andando alla conclusione e restando nel tema del nostro lavoro di quest'anno e mezzo del sensoriabile, è che noi siamo convinti che ridisegnati, rivisitati gli ambienti, fatte tutte le accortezze del caso per l'uso dei materiali, i contrasti dei colori, fatto tutto il lavoro di personalizzazione dei siti, non è detto che riusciamo a completare l'accessibilità e dare praticamente accesso libero e facile a tutte le persone e siamo convinti nel messaggio che noi volevamo passare che quando ci sono difficoltà, siccome l'uomo è un animale di relazione, sono le relazioni che vincono e che abbattono quelle barriere che non è possibile ovviamente farlo con tutti i nostri impegni, con tutti i nostri buoni propositi. Ma per lasciarvi con un messaggio bello e conclusivo, vi faccio vedere l'ultima slide in cui vedete una signora triste, in difficoltà, pensierosa, disperata di fronte a un totem che non riesce a gestire, che invece diventa serena e tranquilla quando viene avvicinata dalla persona che gli offre aiuto. Questo è il nostro intervento e vi ringraziamo. Grazie. Grazie a voi, grazie per l'esperienza. Scusi, dottoressa, non volevo interrompere. Lascio la parola se voleva concludere. No, no, volevo, ecco, niente, ringraziarvi per averci dato questa opportunità, appunto, di condividere questa prospettiva, perché c'è tanto lavoro da tutti i lati, a livello normativo, a livello di materiali, a livello di ambienti, e anche a livello di interazioni, proprio per mettere nelle condizioni quella signora che non vede, perché c'è un totem che è un touchscreen, ed è bellissimo, ma per alcuni è assolutamente inaccessibile.
e ce ne sono tanti, ne abbiamo trovati tanti. Sensibilizzare gli erogatori di servizio nel oh caspita, quella volta avevo la benda e il touchscreen è stato assolutamente non utilizzabile. Quando è arrivata la persona, avevo proprio bisogno di una persona che così mi chiedesse se poteva aiutarmi. Ecco, questo può fare la differenza, è a complemento di tutto il resto. Grazie mille, grazie per l'esperienza, grazie per la condivisione. Io chiedo gentilmente a Federica se può lanciare il sondaggio riguardante i corsi, così avete modo di comunicarci l'eventuale interesse appunto all'iniziativa formativa gratuita che Regione Veneto mette a disposizione sui principi base dell'accessibilità digitale. Nel frattempo rispondo a una domanda che ci è arrivata in chat. My Portal, chiedo gentilmente a Stefano De Colle di correggermi nel caso dicessi inesattezze, visto che è il suo territorio questo. Per My Portal viene messo a disposizione un documento che attesta l'accessibilità del sito a livello strutturale. Dopodiché, considerate che nel momento in cui il comune va a popolare il sito di contenuti, il contenuto potrebbe variare, l'accessibilità potrebbe esserne in qualche modo influenzata, per cui sarà a cura poi dell'amministrazione andare a effettuare i test di accessibilità. Qualora doveste riscontrare dei problemi di tipo strutturale, comunicatecelo e capiremo insomma che tipo di iniziative andranno intraprese per correggere il problema, mentre tutta la parte appunto che afferisce un pochino ai contenuti redazionali caricati sul portale è in carico all'amministrazione. Ecco, ringrazio in particolar modo Lorenzo che ci ha dato una dimostrazione pratica e ha dato un pochino corpo anche alle parole che abbiamo detto prima quando si parlava di utilizzo delle tecnologie assistive in maniera sequenziale. È necessario mettere un pochino le mani in pasta quando si fa questo tipo di ragionamenti, in maniera che abbiamo effettivamente chiaro di cosa stiamo andando a parlare quando si parla di accessibilità digitale. Chiedo un feedback sulle risposte al sondaggio, così capiamo se possiamo. Sì, dovrebbero avere risposto quasi tutti. Ok. O comunque una gran parte, ecco. Magari lasciamo un minuto ancora. Sì, nel frattempo io approfitto per leggere la domanda di Andrea Ferro che si rivolge a Lorenzo Marini. Lorenzo, ho pronunciato male il cognome, ti chiedo scusa. La domanda è, per i siti non usati di frequente o non noti in precedenza, l'esperienza migliora con i chatbot se fatti bene? Oppure, visto che nascono nativamente come interfacce conversazionali? Io ho molta fiducia nei chat box, solo che però è una tecnologia molto giovane ancora, secondo me, potrebbe dare una risposta interessante per tutto quel campione che dicevo del 25% degli anziani, perché usando il linguaggio naturale potrebbe dare grandi risposte, però è troppo giovane per dire che è la strada, ma dobbiamo aspettare che evolva. Grazie. Va bene, allora io direi passiamo alle conclusioni, quindi chiudiamo il sondaggio, così riusciamo anche a darvi un feedback. Ok, sì, direi che il corso ha riscosso interesse, per cui avremo cura di comunicarvi quando l'iniziativa verrà rimessa in pista, penso presto. Vi ringraziamo tutti anche per la pazienza perché siamo andati un pochino fuori tempo, però ritenevamo fondamentale, insomma, almeno darvi il contenuto che avevamo previsto per oggi. Speriamo che sia stato utile. Vi voglio salutare con il messaggio che abbiamo dato anche alla fine dell'evento finale sull'accessibilità digitale che si è tenuto a marzo.
ovvero se riusciamo a prendere, abbiamo visto che anche piccoli accorgimenti possono produrre grandi cambiamenti, quindi se ognuno di noi prende in carico anche solo una piccola parte e opera concretamente un cambiamento nella vita degli utenti con disabilità, ma anche nella vita di tutti, perché di fatto poi sono tutte quante misure che vanno a ripercuotersi positivamente sull'esperienza di tutti, possiamo avere dei grandi miglioramenti a livello di utilizzo dei servizi digitali. Grazie mille a tutti.